Buongiorno a tutti i cittadini di Italia di Po. Questa mattina ci troviamo ad affrontare una nuova sfida per il nostro territorio con appunto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è stato emanato ieri sera, firmato ieri sera. Una nuova sfida che sicuramente sapremo affrontare con l'intelligenza e la pazienza che occorre per superare questi momenti così difficili per tutti noi, per noi come comunità di Po e anche come Italia. L'Italia ha già superato momenti difficili, ricordiamoci le due guerre mondiali, gli anni di piombo, la guerra alla mafia, e quindi adesso ci troviamo una nuova ed ulteriore problema, una nuova ulteriore sfida da dover affrontare. Però se siamo tutti quanti insieme, se siamo tutti quanti coscienziosi, se riusciamo tutti quanti ad applicare quelle che sono queste nuove regole che ci hanno imposto, forti limitazioni alle nostre libertà, riusciremo sicuramente in breve tempo a sconfiggere anche questo virus che sta rischiando di mettere in ginocchio, se non l'ha già fatto, tutta la nostra amata Italia. Le nuove restrizioni riguardano soprattutto le attività che prima avevano ricevuto limitazioni d'orario, come ad esempio i bar e i ristoranti, che saranno chiusi, salvo quegli esercizi commerciali che riescono a fare consegne a domicilio. Saranno chiuse anche quasi tutte le attività di commercio al dettaglio, tranne quelli che vendono generi alimentari e generi di prima necessità, e saranno anche inaspriti, diciamo così, i controlli per quanto riguardano gli assembramenti delle persone, perché se ci hanno vietato di andare in bar e ristoranti per non stare insieme, è logico che non dovremmo neanche fare cene magari per stare in compagnia di 10-20 persone, dovremmo limitare al minimo gli spostamenti anche all'aria aperta, perché fa bene a tutti fare una passeggiata, però se facciamo una passeggiata in 150-200 lungolargini, è logico che andiamo a rischiare di vanificare un po' quello che è la necessità e quindi risolvere questo problema e sconfiggere questo virus. Purtroppo questo virus si sconfigge solo riducendo al minimo indispensabile quelle che sono i fenomeni, i momenti di aggregazione tra di noi, quindi muoviamoci solo per necessità, muoviamoci solo se dobbiamo andare a comprare qualcosa, muoviamoci solo se dobbiamo assistere un nostro caro, un nostro congiunto, per il resto cerchiamo di rimanere in casa. So che è un momento difficile, so che è difficile per tutti perché come qualsiasi italiano o qualsiasi persona siamo abituati ad avere la nostra libertà, però rinunciare a un po' della nostra libertà vuol dire guadagnarci in salute e soprattutto anche guadagnarci nel futuro che dobbiamo preparare per la nostra nazione, perché prima o poi questo virus passerà. Naturalmente come attività di prima necessità rimarranno aperte farmacie, parafarmacie, mentre gli uffici comunali saranno chiusi, sono aperti solo per le necessità, perché come tutti i comuni della provincia di Rovigo e presumo anche tutta Italia dobbiamo preservare la struttura, perché se dovessimo mettere in quarantena tutti gli amministratori e tutti i dipendenti non ci sarebbe più la funzionalità dell'ente. Affissi fuori dal municipio e comunque anche sul sito internet e nella pagina Facebook ci sono tutti i numeri di riferimento se avete qualche problema da contattare per risolvere quelli che possono essere i problemi o avere dei semplici consigli, e anche i numeri in sovraimpressione che trovate su questo video per avere informazioni e reperire informazioni. Un altro punto importante a ricordare è: se avete sintomatologia legata alla febbre, avete febbre superiore ai 37 gradi e mezzo, non recatevi al pronto soccorso, non recatevi dal vostro medico di famiglia, piuttosto contattatelo, contattate anche i numeri verdi, spiegate quelli che sono i problemi che avete e vedete sicuramente che vi daranno una soluzione. Come Italia siamo un grande paese, lo siamo stati e continueremo ad esserlo. Rinunciare oggi a qualcosa per costruire il nostro futuro domani.